32esima puntata di Guarda che Stella dedicata allo sport e alla ricreazione e alla ricreatività, come la volete chiamare voi, insomma una giornata di sport che si vive tra giovani, bel vedere e così diciamo tra il sacro e il profano per chi intende il calcio. Andiamo a sentire il perché. Sindaco, allora grande successo anche questa volta, questa manifestazione, una sorta di torneo dei borghi molto particolare. Sì, Rivignano in realtà ha una tradizione per quanto riguarda il torneo dei bar molto antico, è da diversi decenni che si svolge con varie formule e sono varie le associazioni che l'hanno organizzato nel tempo, ma il successo è sempre assicurato, come anche quest'anno, perché è una manifestazione dello spirito di appartenenza alla comunità o anche a una sottocomunità, come può essere il borgo, come in questo caso il bar di cui si è maggiormente clienti. Poi possiamo dire che i giovani hanno risposto alla grande. Sì, appunto, è una manifestazione molto sentita e anche da parte dei giovani, come possiamo vedere, molto gradita. Ecco, una cosa importante, non solo agonismo, ricreazione, diciamo così, e anche il gomito si alza. Dai. Sì, anche svago tra le varie agoni, diciamo, competizioni in cui si sviluppa questo torneo, c'è anche la Coppa del Chiosco, cioè di chi della squadra che totalizza il maggior numero di consumazioni al bar. È comunque una forma, diciamo così, di stare insieme e di fare comunità, anche questa sicuramente. Allora, grande successo di questa manifestazione che dice ancora una volta che quando si organizza, si fa le cose bene, i risultati arrivano. Sì, sicuramente, l'avevamo già detto in occasione della Purzitata, ci eravamo già visti noi ovviamente, è una cosa che l'abbiamo presa in mano 2 anni fa noi e siamo soddisfatti dell'affluenza nonostante la pioggia. Comunque un evento che ha attirato abbastanza persone e siamo felici per la riuscita. Ecco, non solo un discorso agonistico ma in particolare quello enotturistico, dai. Ma sicuramente questo sì. Ecco, ha vinto, quante squadre hanno partecipato? Purtroppo 7 squadre perché una si è ritirata all'ultimo, ma una buona affluenza, visto che abbiamo iniziato a organizzarlo un pochino tardi. Non solo calcio, ma ho visto anche calcio balilla e briscola. Certamente, bisogna un po' differenziare, sì, altrimenti. Ecco, così da come avevo sottolineato, una sorta di torneo dei borghi in maniera molto particolare. È qualcosa a cui si penserà più avanti, anche perché questo qua era il vecchio torneo dei bar che si faceva già 20, 30, 40 anni fa, poi si penserà a estendere anche la cosa ai comuni locali più vicini anche. Soprattutto va detto che la gente ha risposto, questo è l'importante. Ha risposto fino a un certo punto, pensavamo di avere più gente, più persone anche dietro il chiosco, ma siamo soddisfatti. Ma vedo che la birra si sta allargando più diciamo dell'acqua. Scorre a fiume, sì, quella sì. Un po' come il fiume Taglio in buona stagione. Per fortuna, altrimenti vuol dire che le cose non vanno bene. Ecco, allora complimenti, quando facciamo la prossima iniziativa? La prossima iniziativa il prossimo anno, sempre il 2 di giugno, e vi aspettiamo. La briscola in particolare è una cosa molto sacra per i friulani doc. Noi vediamo qui 4 giovani, 3 donzelle e un rappresentante del non gentil sesso, come si dice in questi casi, impegnati in questa gara. Vediamo la concentrazione, potete notare anche come si butti la carta studiando l'avversario, cercando di capire che cos'ha in mano, soprattutto guardate anche lo stile delle donne, le donne che una volta non giocavano a scopa o a briscola, ma adesso guardatele come sono impegnate. Vediamo come è finita sta partita, è andata bene o è andata male? È andata bene. Quanti punti avete fatto? E non li ho contati. Abbiamo mollato perché ormai avevamo tutto noi in mano. Ah, eravate sicuri di vincere? Esatto. E il risultato adesso com'è? Per la prima l'hanno vinta loro, adesso siamo 1-0 per noi. Dunque siete al secondo set? Esatto, secondo Il raggio. primo set come si era concluso? Avevano vinto loro 4-2. Bene, adesso si gioca il secondo set e si potrà bene. Ma sono forti ste donne a briscola? Sono forti, sanno giocare. Stanno bene la carta? Sì. La compagna qua di fronte? Spesso qualche motto in più, sarebbe male. Una volta c'erano i motti carbonari che funzionavano, no?
Esatto. Bene, vi lasciamo alla seconda partita. Allora c'è un po' di conciliabolo tra il sindaco e l'assessore, noi ci inseriamo in mezzo, sentiamo un po' dall'assessore Odorico com'è andata questa giornata. È andata molto bene, speravamo nel tempo e il tempo ha tenuto, è andato tutto molto bene. Ecco, mi permetta di dire, quando sono questi tornei, soprattutto sotto l'estate, se c'è troppo caldo la gente non viene, se piove la gente non viene, una giornata così comunque ha spinto qualcuno a partecipare. Esatto, tutto sommato è andato molto bene e anche adesso vediamo la partecipazione. Tra l'altro qui a Rivignano, come avete potuto vedere, tutte le manifestazioni vengono colte in maniera molto positiva dalla gente. E qui abbiamo una dimostrazione. Siamo in attesa anche di capire cosa sta facendo il Rivignano nello spareggio, ma penso che fra qualche minuto insomma sapremo meglio un po' la situazione, soprattutto capire anche la Triestina davanti. Senta, approfittiamo anche per dire che questi tornei ogni tanto vengono visti come una sorta di ludicità, no? Dove i giovani vengono solo a bere, a mangiare, ma poi alla fine serve anche per fare squadra. Assolutamente. Tra l'altro devo dire che mentre negli anni scorsi c'era un ripetersi un po' di vecchietti, per così dire, c'è stato un ringiovanimento delle squadre. Guardi che siamo passati anch'io e lei ormai nella categoria vecchietti. Esattamente, infatti volevo dire proprio questo. E infatti la finale che si è disputato poco tempo fa ha visto due squadre giovani, molto giovani, e questo mi fa molto piacere perché c'è la volontà da parte dei giovani di tornare a confrontarsi, di giocare assieme e confrontarsi, anche perché in realtà qui si giocava non solo a calcio ma anche a briscola e a calcio balilla e i giovani rispondono, questo mi fa molto piacere. Ecco, tra l'altro il tempo fa un po' le pizze, però insomma sta riprendendo anche la partita di calcio balilla, abbiamo sottolineato anche la partita di scopa, anzi di briscola, ma va sottolineato le giovani, diciamo così, briscolatrici. Assolutamente, qui abbiamo di tutto, giovani, ragazzi, ragazze. Bello, mi permetta, ho visto certe ragazze a batticarton molto bene, come si dice. Sì, sono forti. Sono esperti. Assolutamente. Senta, perché funzionano queste manifestazioni? Funzionano perché c'è sempre gruppo, qua a Rivignano c'è gruppo per qualsiasi cosa e ogni volta che viene proposta un'attività tutti rispondono in maniera positiva e molto bene, quindi questo fa molto piacere anche per gli organizzatori che si danno da fare e che poi hanno dei risultati ottimi come oggi. Ecco, una struttura va detto che è già valida, però ha bisogno di qualche ritocco. Di qualche ritocco, esatto. Adesso con un contributo ricevuto dalla provincia riusciremo a fare qualche ritocco, in particolare aggiungeremo dei servizi e amplieremo l'entrata in modo da creare una biglietteria degna insomma dell'impianto che abbiamo e della categoria in cui milita, speriamo militerà in una categoria migliore l'US Rivignano. No, dietro le quinte del chiosco, perché il maestro? Vecchio lupo di mare! Io sono lo chef ufficiale della giornata, diciamo che ho proposto un menù alternativo, un po' fusion, salsiccia con cipolla aromatizzata alla siciliana, è un sistema diverso ma innovativo. Secondo me può piacere o non piacere, è un po' come la grigliata di pescerato, ad ogni modo a me il mio panino piace da morire. Come sta andando la partita? Come sta andando la partita? Finita la partita. Appena iniziata. Sì, ma a carte qua come va? Appena iniziata. State giocando a zona o pure giocate col 4-3-3? 4-3-2-1. Dunque spudoratamente all'attacco. Esatto. E secondo te alla fine chi vince tra le due coppie? Noi. Siete migliori? Sì. Secondo te? Noi due. È un periodo positivo. Avete l'asso in mano? Tra poco. L'asso delle mani, no. Vogliamo le c'è solo un presidente, c'è solo un Sei un presidente bagnato e fortunato. C'è solo un presidente,
diciamo, sono fortunato di avere dei giocatori così affezionati al Rivignano e anche i tifosi e la gente del paese. Qual è il segreto di questa squadra? Il segreto di questa squadra comunque sì, sicuramente è la qualità quest'anno, in 2 o 3 anni abbiamo qualità, abbiamo dimostrato di essere una squadra che poteva fare tante cose, le abbiamo fatte, abbiamo fatto tanti gol. Mi ricordi Allora, Presidente, mi ricordi vagamente Bearzot dopo Italia-Brasile? No, dopo Italia, io mi ricordo di aver incontrato Bearzot, che ero finito, che avevo perso la Serie D perché avevo sbagliato un rigore e lui mi ha detto guarda che zicco, l'ho incontrato a Lignano alle 5 del mattino, dovevamo fare in giro come il solito e mi ha detto ma che zicco, ho sbagliato il rigore, e allora ho detto vabbè. E allora gentili amici, con la festa del Rivignano, devo dire la verità, l'unica nota stonata, il nero-azzurro, vicino a me il presidente Paroni, che tra l'altro tifa la mia stessa squadra, va detto. Dicevo, l'unica cosa stonata, il nero-azzurro. Si chiude qui la 31esima puntata la 32esima puntata di Guarda che Stella. Non resta che dire a tutti voi grazie per l'ascolto e alla prossima! Il pubblico di Rivignano, vai!